25esima giornata nel campionato di Serie D. Il Francoscoglio apre le porte al Football Club Messina, che ospita il Savoia. È il big match del raggruppamento in questo turno, perché la formazione di mister Parlato arriva da vice capolista a Messina dopo la vittoria netta per 4-0 su Licata. Deve invece riscattare una sconfitta sanguinosa, l'FC Messina di Ernesto Gabriele, che nell'ultimo turno ha ceduto il terzo posto al Giuliano. Vediamo le scelte del tecnico calabrese: 4-4-2, ma ci sono alcune novità. Marone tra i pali, Casella in difesa con Domenico Marchetti che rientra titolare, Fissore al suo fianco a sinistra. Qui D'Adamo perché c'è l'indisponibilità di Angelo Brunetti a centrocampo, Bevis e Correnti sugli esterni. In mezzo lo squalificato Alessandro Marchetti, viene rilevato da Miele al fianco di Capitan Giuffrida. In avanti staffetta tutta argentina, perché fuori Coria, dentro Melillo, a supporto dell'unica punta Paolo Carbonaro. Viene osservato un minuto di silenzio prima del fischio iniziale. Infatti è scomparsa in settimana la sorella dell'attaccante Gomez Alace. Partiamo col film del primo tempo, quinto minuto. Melillo mette dentro, Fissore cade in area di rigore. Il nostro ralenti va a far luce sull'accaduto, nettamente travolto il difensore ex Alessandria. Il direttore di gara dice di no. Attenzione alla prima chance anche in casa Savoia, con Tascone che si accentra, prova questo mancino lento tra le braccia di Marone. La formazione di mister Parlato mette in seria difficoltà l'FC Messina nel primo tempo. Cross dalla destra, De Vena la va a deviare, incredibile. Francesco Marone, parata salva risultato sull'attaccante ex Giuliano. Rivediamo qui la zampata, ma Marone dice di no. Il classe 99 tiene a galla l'FC Messina, che però soffre ancora, si fa male Angelo Scalzone, uno dei protagonisti annunciati al suo posto, l'ex ACR Messina Luca Orlando. Poi lo schema con Gatto che si libera per la conclusione con questo triangolo. Marone gli dice di no, distendendosi sulla sinistra. Ancora Savoia in avanti, c'è un calcio d'angolo, parole messo dalla destra, la deviazione, un batti, poi l'ultimo tocco di De Vena che gonfierebbe anche la rete, ma è fuori gioco segnalato all'assistente del direttore di gara. FC Messina che si fa vedere nel finale di frazione, 39esimo, con Bevis servito da Miele. Bevis mette con il mancino per Ezechiel Melillo, se la porta sul fondo, subito all'indietro il pallone lo riceve Paolo Carbonaro, tentativo che viene deviato con la mano, prima però il tocco di suola del difensore del Savoia. Tutto ok, partita bloccata, equilibratissima al Francoscoglio, ancora Savoia in avanti, ma non c'è più tempo. Duplice fischio del direttore di gara che manda le due squadre a riposo. Ancora 0-0 tra FC Messina e Savoia. Meglio la formazione di mister Parlato, quantomeno nelle occasioni create. Deve fare invece meglio quella di mister Gabriele, che al 50esimo tira fuori Melillo, al suo posto Facundo Coria. Attacca però il Savoia, qui Fissore sbaglia e poi è costretto a fermare l'attaccante lanciato a rete. Secondo giallo, conseguente rosso l'FC Messina, resta in 10 uomini. Il gap numerico favorisce il Savoia, che dalla destra prova a sfondare, ancora con Luca Orlando che fa tutto da solo questo tentativo di tiro cross. Il pallone viene controllato con lo sguardo da Marone, ancora cambi per mister Gabriele, dentro D'Ambros per Bevis, dentro Nicevic per Miele. Segnatevi questo nome, sarà decisivo nel finale di gara. Nel frattempo arriva però il secondo rosso, stavolta a finire sul tabellino dei cattivi è Paolo Carbonaro, che dunque lascia in 9 uomini l'FC Messina. Mancano ancora 22 minuti al triplice fischio, si fa difficilissima per la formazione di Gabriele, ma il Savoia non sfonda. Nicevic riconquista la sfera a centrocampo, si lancia da solo, D'Ambros un po' più in là, un rimpallo favorisce il terzino 2001 che poi va per D'Ambros, Oye vuole lo stand e calcio di rigore per l'FC Messina. Siamo all'82esimo al Francoscoglio. Dopo una partita complicatissima l'FC Messina ha la ghiotta chance di trovare il gol, sarebbe incredibile. Parte la rincorsa, parte D'Ambros e il gol dell'FC Messina che gonfia la rete. Lucas D'Ambros, terzo gol in campionato dopo quello realizzato alla CR Messina e dopo quello segnato a Cittanova. Arriva un gol da 3 punti, un gol pesantissimo, ma c'è ancora da soffrire. 11 contro 10 in favore della formazione di mister Parlato. Fuori Correnti, dentro Camarà, cross dalla destra, il entrato Cironi ci prova così, il suo tentativo finisce sul fondo. Siamo negli ultimi minuti, D'Ambros carica il Francoscoglio, ancora scatenato l'ex Trapani che qui butta giù un avversario, prova a passare la chance addirittura per il 2-0. Viene tutto fermato per fallo in attacco da parte di Lucas D'Ambros. Di lì a poco però il triplice fischio al Francoscoglio, l'FC Messina trova una vittoria importantissima sul Savoia. Questo match è già storia. La formazione di mister Ernesto Gabriele li trova il terzo posto, complice il pari del Giuliano sul campo della Cittanovese. Fra 7 giorni un esame ancora più importante, quello sul campo della Cireale. Un cordiale saluto e alla prossima!